Qua? C'è una palettina. Ah, sì, la bustina. Ora per farlo provare. Lui? Sì. No, no, lui. Ok. Prima devi vederlo. Sì. Martedì o giovedì alle 5. Meno un quarto, 5 meno un quarto. Ma si può fare una prova, non so. Quando lo c'è poi facciamo un gruppo, volta anche 3 adesso con un po' Qui è un calcio. Lui fa già calcio, sì, ma lui è un pugile, si vede nel braccio, quindi un combattente lui. Vuoi che andiamo là? No. Alessandro? Alessandro? Albergio tuo dov'è? Albergio? Sono venuto a chiederti per prima, ho detto... Sì, era stava qua, no? Sta qua con la nuda. Faccio un salto, vado a prenderlo e torno. A prendersi Anche da adesso, vado sì, adesso? sì, sì. Ok. Grazie. Mi vesto il tuo box. Certo, guarda, molti. Ciao Paola. Ciao Paola. Ciao, Come stai? bene. Tra poco si inizia, Quanto? fra 10 minuti, 5 minuti, 5-10 minuti iniziamo. No, io non l'ho visto. Che era allenatore.
che è quello il maricone, insomma, o Barretto, New York Yankees. Di noi che è grande grosso. Cercate di essere tutti sopra, nessuno ricordi. Ci sediamo, per terra. Non vedo posto. Uno prima, ora, fai prima. Dopo, abbiamo vincono, vincono la volta. Non lavorando, lui è fuori. Ma io l'ho già visto, l'ho già visto, è grande. Camera, per favore. Che palle. Fermiamo la corda. Piano piano. Scusa, non l'avevo visto. Vi ringrazio per essere venuti. Vi chiedo di prendere la mascherina per le norme anti-Covid e 5 minuti si parte. Sono pronti i nostri tecnici? No, basta. Ramon. Ansia solo. Fare una gran cavolata. State qua, poi siete tecnici. Non si può. State lì? Ho capito. Siete comunque fuori dal campo gara, scusa, Non state Questa lì? regola. Noi non interveniamo più. La follia. Sono basito. Oh, ci stavamo divertendo. Ah, chiarina. No loro, noi ci stavamo divertendo. Io vado a prendermi la mascherina perché mi sento a disagio nei vostri confronti, giustamente. Dai, Giada! Giada! Mamma mia che caldo! Io stavo bene. Anzi. Mamma mia che caldo!
abbiamo pensato di aprire una lotteria di beneficenza e che fare totalmente al bambino che è nato disabile. Faccio io, di cure. Guarda se per caso bisogna arrivare qualche altro. Sì. Ho sempre l'occhio lì. La corda o col circuito? Io ho mai visto fare un circuito così. Mai. Beh, l'importante è che l'abbiano imparato. Noi volevamo fare questa cosa per beneficenza, un bambino dell'età di anche poco e alla fine facciamo l'iscrizione, ci danno 9 tavolo, ci sono dei premi, il primo premio è il valore di 250 euro, sono delle premi Tra 9 e 12 euro. è tornato da Colombia, ha fatto 2 settimane di cure per C'è un po' da salivare. Per le foto. Buongiorno, biglietto della lotteria vi interessa? No, no, grazie. Biglietto Se no mi intrufolo io, dai. Dove sono andati? Microfono. Yeah.
Bravo! Adesso gliela forza. Vai Daniel! Bene, adesso i ragazzi fanno il percorso adatto, un piccolo percorso di orientamento, uno alla volta ovviamente, e in base al tempo segnato hanno un punteggio.
I ragazzi stanno provando il percorso e poi partirà la gara, giusto per scaldarsi un attimo e ricordare quello che devono fare. Sono bravissimi, hanno dai 5 ai 6 anni, cuccioli. Ricordiamoci che a 5-6 anni non è facile affrontare comunque una competizione con un pubblico, con dei giudici, quindi diamo il loro tempo. Perché loro lo sanno fare, in palestra lo fanno tranquillamente, però questo aiuta a crescere, ad aumentare l'autostima, a creare il carattere. ancora la situazione, lui è il figlio della destra? No. Sì, sì. Bravo! Cosa c'è? Ah, quella che scappa qua. Cosa succede? Aria, Cosa succede lì? vieni giù. Sì che ce la fai, sei bravissimo. Glielo facciamo fare dopo, Steve. Dai, aspettiamo Facciamo un dopo con attimo. calma, dai. Dai, lo facciamo Lasciamo dopo. che li... Sei stata bravissima. Facciamolo alla fine, dai. Vieni qua, vai da Fulvio. Vieni qua, non aver paura, vai da Fulvio. Dai. Posso su tutti. Vieni qua. Ilaria. Vieni col papà. Vieni col papà. Vieni qua. Dai, andiamo, vieni col papi. Vieni con papi. Invece sì. No, però è l'altro per quello... Questo è quello per i piccoli che non abbiamo. Di là. Non lo puoi fare. Senti Fulvio, non lo vuoi fare. Non avere paura. Perché non mi paura.
essere timida. Allora vai lì solo con gli altri bambini, dai. Sono cose che sei capace a fare. Chi fa così c'è un po' di Senti. se non vuoi fare sta a dire Vedi che gli altri bambini. Adesso arriva la 3. Vai giù. Almeno vai giù però. Poi dai, vai giù almeno, dai. Carattere. Volevo dire Dici di di... no. No. Vai. Vai, dai, sederti. Dai, campionessa. Tutta. Ma no, sei stata campionessa. Perché ha fatto schifo? Marca. Ecco, hai capito? Non puoi dirlo. Poi vicino alla palestra, non devi dai. Quante volte ti vengono? Volevo dire. Non lo fa. 20 bambini, facciamo il sacco. Neanche il sacco così mi fai vedere come rotto il sacco. Volevo dire un bel... Ma fare il sacco almeno. Vabbè, Tanto lascia lì, se dopo non si lasciala qua, se dopo si Lo facciamo alla fine, in caso, dai. Andiamo avanti così intanto. Allora, dai. Vai a fare. Che si tranquillizza un po'. Allora resta qua quando vuoi sederti qua vicino a Albi. Lo sei che torno qua? Gianni, dai. Sì. Però prima di andare via io ti devo dare una cosa. Ok? Prima di andare via mi chiamo che ti devo dare una cosa, va bene? Ok? Sì. oh, operate e poi il pomeriggio viene un bambino che è disabile. Operate con quello e lei ha preso quanto è? Te la paga preso bambino che Sì, ma guarda che in Italia no, in Italia non sono tutelati, no, assolutamente. Al 100%, Sarà lento proprio. e ti basta, e non ti danno niente. lui viene con il papà e noi come sono malattie rare che non prendono e allora nessuno solo il viaggio
Bravo, ricordo. Invece poi una cosa, vero? Ho fatto mai. E tu hai Sono in diretta, sono in diretta. Se volete mandarlo il canale ai parenti perché lo vedono, potete inviarlo su YouTube. Era 5-6, cosa che si è 9, un'altra, ok. Sì, cosa andrai a ok. Ci sarà dai 7, dai 6.
Sì, ma non è che questa è quindi Ah, ok. Allora dopo fate i tempi. Sì, è vero. Sì, perché dipende ho iniziato l'anno scorso, però siccome col Covid non ha mai fatto niente, è il primo che fanno. Non sa farlo. Dobbiamo sentire l'atmosfera. Sta bravissima, passa sotto, vai. E la mia Vai a fare il tipo. è uscito sulle Panamazzoni. Dai lì. Va bene? Calmati un po', quando vuoi tu vai là vicino a Asia. Stai tirando adesso? Vediamo. Ascolta Gigi, ha detto puoi andare a mangiare là o mangiare Gara o prova? Giuliano, è gara o prova? Ha fatto gara o prova? le lasagne Sì, ok. Guarda tutto. Testa bassa e guarda, concentrati. Deve passare la grassa qui. Le braccia basse. Ah, grazie. Ancora passare un'ora a saltare la corda? Un altro spot? Il festival del tipo Vai. Brava!
che fa la tua licenza del proprio solo. Sì, anche a me. No, se non hai strada più dritta. Sì, esatto. Un po' più costoso, però. Esatto, gli dati un po' due più, tre. Vai Edi, bravo così. Vai concentrato. Bravo. Hai capito che sono fuori? Grande Elia. Schizzi da partire come vede di Gattuso. Veloce, veloce, recupera. Vai Thomas. Bravissimo Thomas. Vai così. Vai. Daria, Come va? Ili, vuoi andare a sederti con gli altri? Ti siedi lì con loro un pochino? Eh? Così sei freddo. Selva, stai coraggio con loro, li aiuti. Poi lì in panchina solo si metti amore. Non ti preoccupare.
Uno dei primi, ho visto votare anche il Paico. E perché non mi hai salutato? Perché Io avevo un problema. Come sai? non so, ma non riesco a fare. Se la volete? Da questa parte tutto avanti, tutto a sinistra, tutto indietro incrocio, laterale sinistra, tutto avanti incrocio, sinistra, tutto indietro senza girarti. Ila non muove. Maisol! Veloce, veloce in avanti, vamos su, dietro, su, su. Occhio, occhio, occhio. Brava! Noi come fuori lo vedremo facile. No, infatti. No, non è facile. Io l'ho imparato dopo 10 anni. Brava. E poi vanno una volta a destra, una volta a destra. Sì, esatto. Dopo indietro, dopo avanti. Esatto, non è facile. Ma bisognano che ti dà, perché il telefonino non ti dà quello. Tiriamo fuori la maglietta. Vai. Vai voi, vai più veloce. Vai, 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 vai. I nostri non sono principianti, ma l'eseguitato. Sì. Che bello, bello. Sì, sì, tensione. Sì, sagra. Sì, no, mica Io non ho mai visto questa cosa. Dietro, laterale, vai avanti, destra, non saltare i birilli, vai avanti, sinistra, non saltare i birilli, anche l'altra, sì, sì, Sarà per la prossima. Io, cioè, nel senso... Come per un convincente, fai. non so fare No, credo di fare tutto. no, non so, ma prima li crescono ancora qua. No, guarda che... Deve incipiarsi. Hai amici? via tutto adesso, scattami, laterale, scatta, scatta, Facciamo fare il carro. Bravo!
Vieni, direttissimo con me. La prossima volta sarai ancora più campionessa. Io gli cepagli lo do. Sì, guarda, è ritornato. No, non li sento tutti, lo sento la Quei buoni. candelina, il fumo, però molto adesso, no, per salame. La mascherina. Quei giusti. Ho degli odori che lo sento. E degli odori che... Poi ho a volte sento tutto il giorno tutto di sacro. Vabbè, quello era dei cereali tostato, Del toast, sì, sai, del toast a pane. della benzina c'è ancora disgustosa, che una volta mi piaceva l'odore. E anche la Coca-Cola. Anche non sentire l'odore della candelina. Dico, fai lavoro. Facevo il pane tecnico, dei pezzi, non c'è niente, non cioè sento l'odore, ma come no. Lei si sente.
Allora, adesso faremo una prima ripresa da 30 secondi guardia a sinistra, piede sinistro avanti, ok? Solo colpi diretti, il contatto deve essere minimo, dobbiamo solo arrivare a attaccarci, solo colpi diretti, piede sinistro avanti. 30 secondi di pausa e poi in guardia a destra altri 30 secondi, ok? Pronti? Silenzio da parte di tutti che devo far vedere la sua esibizione, quello che hanno imparato.
L'ho appena fatto, ma sono qui qua che adesso mi Come la prendo questo? Non ha il gancio? Appoggiandolo qua arriva, è un po'. Adesso cambiano, però fanno la corsa, dopo tornano su dentro. Sì, sì. Ok, sta. Dove la corsa è di là? Come la posizione? La metti dietro la pasta lì. Accendere lo schermo, maestro? Vado a toccare. Ah, ok. Non glielo vedo. L'ho spento. In quello. Ah, no, perfetto. Ok. Quello è Amazon. Perfetto. Verso le 2, l'una mezza. La vedo un po'. Ah, il via da qua, Paola. Poi qua, vivo. Ok, passiamo verso la corsa dei 25 metri di velocità. Ragazzi, dovete correre più veloci possibili. Allora passiamo con i cannoni. Allora, siete pronti? Chiaromonte, Lorenzo. Lorenzo, Chiaromonte.
punto di partenza. Attendi il via del maestro. Pronti? Via! Bravissimo Lorenzo. Si prepari Rodney Grisetti. Pronti? Via! Vai. Bravissimo Rodney. Si prepari Marcosini e Achille. Pronti? Via! Passa partenza. Annullato, provvedendo annullato. Falsa partenza. Ti fai. Nullo. Pronti? Via! Bravissimo Achille. Si prepari Canelli Aglia. Canelli Aglia. Pronti? Via! Si prepari Sunset Gerico. È lì di fianco a te. Via Thomas. Ragazzi, spostatevi per favore. Ci siamo, Giuliano? Pronti? Via! Si prepari Martinelli Vanni. Pronti? Via! Si prepari Marocco Pietro. Pronti? Via! Ragazzi, non fermatevi, vi prende il maestro Genio, non vi preoccupate, vi prende in braccio lui. Non fermatevi prima, altrimenti perdete il tempo. Bortolotto Riccardo. Pronti? Via! Voce Samantha. Pronti? Via! Tre soldi Giacomo. Vai Giacomo. Pronti? Via! Spingi, non fermarti, vieni a me, non fermarti. Si prepari così, Tommaso. Questo è il prossimo. No, dopo doveva fare l'incontro con Giacomo. Ah, questo? Porca miseria. Pronti? Via!
prepari Augusto Riccardo. Pronti? Non fermarti, Ricky, vieni a me, non fermarti, non frenare, vieni. Bravo. Si prepari Colombo, 6. Pronti? Molla, scema, vai! Non fermarti. Campano Anita. Vai, Ani, il massimo, Pronti? Vai, spingi! Pieran Sara. Forza Sara! Pronti? Via, spingi bene! Dai, non frenare! Grande Sara! Vianello Alessia. Vai Ale! Pronti? Vai, spingi! Non frenare, no! Adesso! Questa era Alessia. Sì. Giuliana Silvia. Pronti? Vai, spingi! Dai, su! Rioda Mattia. Vai, Matthew! Pronti? Dai! Spingi, dai! Rioda, Fallo, Mattia, dobbiamo rifarlo. Perché non l'hai segnato? È una prova, vai. Fallo riposare magari, no? Sì, aspettiamo. Quando sei pronto tu? Sei pronto subito? Mattia, sei pronto subito o vuoi aspettare? Mattia, sei pronto? Pronti? Dai, spingi! Di più, non frenare! Questa era buona. Abbiamo finito anche le categorie piedi, passiamo al swing. Sì. Maestri? Passiamo al swing. Le fate tutti? Sì, non so tutti. Tamburi si preparano per il ring. Protezione, caccetto, guantini li mettiamo noi. Paraventi. Si preparano i tamburi. Sì, uno col telefono proprio. Sai che dopo venire, sicuro non vuole più. Le guardie in caschetto ce lo diamo noi. Metteteli in caradenti le protezioni. Qual è il Siamo all'ultima sessione per i canguri e i piedi. Poi passeremo alle premiazioni e alla merenda. Io lo so che
Allora, sul ring si preparano Chiaramonte Lorenzo e Grinzetti Ronny, la prima coppia che si affronta. Ricordiamo che vince la coppia in questo caso, di un maestro normale per il vincitore o il non vincitore, ma in questo caso per i criteri vince la coppia. La categoria tamburi fanno tutti resti, gancio e montanti, prima guardia a sinistra, poi guardia a destra e fanno 2 round da 1 minuto. Viene valutata l'esecuzione, la tecnica, non si possono far male, non possono tirare colpi forti. Si chiama colpo di push. Mi raccomando ragazzi, vince la coppia, quindi dovete essere in sintonia. Adesso vi faranno vedere quello che hanno imparato in palestra con i loro maestri. Fulvio, abbiamo bisogno di te. Un attimo solo che arriva il secondo giudice. In questo caso vengono valutati da 2 giudici, quindi hanno 2 osservatori più il maestro sul ring che controlla che facciano le cose correttamente. Quindi abbiamo Lorenzo e Ronny. E fine primo round. Adesso cambiamo guardia e devono seguire tutti i colpi diretti, gancio e montante. Inizia seconda ripresa.
Pugili Centrolega, saluto. Inizio della prima ripresa. Si preparano Federico e Vanni. Finita la prima ripresa, 1 minuto di recupero. Pugili Centrolega per la seconda ripresa. E inizio della seconda ripresa. Fine della seconda ripresa, abbiamo finito. Federico e Vanni. Pugili Centrolega per il saluto, mi raccomando vince la coppia. Inizio della prima ripresa.
pausa. Vai Vanni, vai Gerito, forza ragazzi. Centering, inizio della seconda ripresa, guardia, cambiate guardia, vai, ci siamo, inizio della seconda ripresa, vai, vai. Ti prepari Pietro Barotto. Bravissimi, si prepara il baratto, Gerito rimani, prendi il piatto, maestro. In questo caso l'angolo rosso ripete tra i gialli perché eravamo dispari e quindi sempre nella stessa scuola arriva l'altro compagno. Aspettiamo un attimino che recupera. Punti di centering. Saluto ed inizia la prima ripresa. Questi ragazzi hanno dai 10-11 anni, categoria comuni. Bravissimi. Si preparano dottoressa di fiato e poi Samantha. Inizio della seconda ripresa.
Bene, pugili e centrolinea per il saluto. Vieni Riccardo. Fine del primo round, 1 minuto di riposo, prendono fiato. Inizio della seconda ripresa, punti di centrolinea, che il maestro riesca a cambiare la guardia. E inizio della seconda e ultima ripresa, vai Riccardo. Bravissimi, brava Samantha, bravo Riccardo, siamo perfetti, di qua. Si prepara il tempo ritornato sul ring. E questa è l'ultima coppia per quanto riguarda i tamburi, tanto gli allievi si preparano. Dopo questo match ci sarà Agustone, Riccardo e Colombo Drake che si preparino. Bene, sono pronti anche Giacomo e Tommaso.
E inizio della prima ripresa. Forza ragazzi, bravi! Ricordiamo che vince la coppia, quindi deve essere affiancata, lavorare insieme, tecnica. I ragazzi vengono valutati per la tecnica, fine del prima ripresa, 1 minuto di riposo. Ed è l'inizio della seconda ripresa. E adesso si preparano gli allievi. Agostano Riccardo e Colombo Drake. Avvicinatevi alla ringa per cortesia. Drake e Riccardo. Sì, partiamo con gli allievi. Augusto Riccardo, Colombo Drake. Adesso facciamo un attimo, sono un po' più grandi i ragazzi, quindi mentre prima dovevano fare schivata, diretto, gancio e montante, adesso a loro che sono più grandi gli daremo dei temi. Loro dovranno fare quello che gli dirà il maestro sul ring. Quindi si sta complicando un po' la faccenda. Dovranno eseguire esattamente quello che vi viene richiesto dai maestri. Ci sono dei temi che vengono studiati in palestra, loro li devono imparare, saperli eseguire e poi tutto lì gli vengono chiesti. Bene, per i ragazzi vi leggo il tema.
Ok. Ok, ragazzi. Il maestro spiega un attimo come eseguire. Allora, vi metto il tema, ragazzi. Dovete svolgere una serie di azioni in avanzamento composte da una serie di colpi diretti che abbiano come presupposto la finta. Diretti con la finta. Sì. È il tema numero 1. Deve svolgere una serie di azioni, ma ci deve essere anche il diretto con la finta. Un round, primo round di 1 minuto. Come vedete si sta alzando un po' di livello, i ragazzi sono un po' più grandi. Fine della prima ripresa. Adesso in questa seconda ripresa dovete fare il tema numero 2, che consiste nello sviluppo di un'azione di attacco che costringe il partner a indietreggiare fino alle corde, dimostrazione da parte di quest'ultimo di evitare l'attacco mediante uscite laterali dalle corde e rapidi contrattacchi composti da massimo 3 colpi. Manolo, ci siamo? No. Esatto. Sì, massimo 3 colpi. Come vedete è sempre più complicato. Ma i nostri ragazzi si allenano e sicuramente faranno una grandissima esibizione. Inizio della seconda ripresa. Quindi deve trascinare le corde e l'avversario deve uscire dalle corde contrattaccando. Esattamente, bravi. Questo è il tema che stanno seguendo correttamente. L'avversario lo porta alle corde e deve uscire liberarsi dalle corde con dei colpi. Bravissimi ragazzi, veramente bravi. È complicato anche per i grandi, Benissimo, bravi ragazzi, finita la seconda ripresa, giocato con tutti quanti e chiamiamo la prossima coppia. Ah no, scusate, c'è una terza ripresa qui. Scusate. Diciamo che loro sono quasi pronti per salire sul ring e fare un match vero e proprio. Sicuramente l'anno prossimo. Quindi passiamo con il terzo tema, che intanto leggo finché voi prendete fiato. Il terzo tema è evidenziare durante lo svolgimento di reciproche azioni d'attacco e difesa combinazioni di colpi in cui siano evidenti quelli circolari, i ganci, con relativa modalità di controllo degli stessi. Ci siete? Ok, ci sono. Attacco e difesa, quindi c'è anche da schivare. Attacco e difesa, sempre.
fermi. 12-13 anni, come dicevo prima, a 13 anni possono iniziare a salire comunque e fare messe varie propri. Questo criterio che accompagna da quando sono piccoli, dai 6 anni fino ai 13, per prepararli a un ring vero, a un match dilettantistico. I ganci, girare. Ed è finita la terza movimento da un applauso a questi futuri scusi. Bravissimi. Via campo e guantoni. Chiamiamo la prossima coppia. Anita e Sara. Anita e Sara, scappato Anita, Piaramma e Sara. E adesso abbiamo delle ragazze. Di qua, da quest'altra parte, angolo rosso, ecco di metro. Vieni con lui. Devi salire di qua. Adesso gli insegnanti le preparano. Abbiamo due ragazze, Anita e Sara, sempre 12-13 anni. E ripartiamo col primo tema anche per loro. Manca pochissimo, vi chiedo ancora un po' di pazienza, abbiamo questo altri 3 coppie con questa, poi passiamo alle premiazioni e poi siete liberi. Ricordo che i primi classificati andranno alle nazionali a gennaio e sarete, poi vediamo appunto chi saranno i vincitori, poi gli insegnanti verranno comunque avvertiti sulla modalità delle nazionali che si svolgeranno all'inizio di gennaio, sempre Covid permettendo. Sì, leggo il tema. Siamo al tema numero 1, svolgere una serie di azioni di avanzamento composte da una serie di colpi diretti che abbiano come presupposto la finta. Colpi diretti come presupposto della finta. Ma ci sono anche una serie di colpi nel frattempo, non solo diretti. Come vedete, quando porta diretto la battaglia dello stivale e viceversa. Nel frattempo ci sono anche altri colpi, non solo i diretti, ragazze. Altre azioni, fine della prima ripresa. Mentre voi vi riposate, prendete piattoli e leggo il tema numero 2. Nello sviluppo di un'azione di attacco che costringe il partner a indietreggiare fino alle corde, dimostrazione da parte di quest'ultimo di evitare l'attacco mediante uscite laterali delle corde e rapidi contrattacchi composti da massimo 3 colpi. Nel frattempo dovete fare anche altre azioni, non sempre andare sulle corde, ok? Ok, fate variazioni e poi intanto una va sulle corde e l'altra deve uscire con 3 colpi. Ci siamo, centro ring, mi raccomando. Bene.
Inizio della seconda ripresa. Ringhe che grandissimo. Questo è un ringo di misura olimpionica. Ed finisce la seconda ripresa. Mentre recuperate vi leggo la terza, il terzo tema. Ci siete? Un attimo, un po' di indicazioni del maestro. Leggo il terzo tema, maestro. Evidenziare durante lo svolgimento di reciproche azioni d'attacco e difesa combinazioni di colpi in cui siano evidenti quelli circolari, i ganci, con relativa modalità di controllo degli stessi. Ci siete? Dovete fare vari colpi. Azioni d'attacco e difesa ed evidenziare quelli circolari, i ganci. E siamo pronti per la terza ripresa. Boh. Nel frattempo siamo preparati Vanella Vecchia e Giuliana Siria. Come maestro da ragazzi. E finisce la terza, no, la seconda ripresa. È finita la terza ripresa? È finito il match! Bravissime ragazze, l'applauso! Sono già pronte le seconde sfidanti? E qui insomma la blocca femminile oggi con gli allievi, abbiamo altre due donzelle. Come vedete viene tutto fatto con le protezioni come da regolamento della Federazione Pugilistica Italiana. E ci siamo. Pugili centralmente sostenuto si legge il tema numero 1. Svolgere una serie di azioni in avanzamento composte da una serie di colpi diretti che abbiano come presupposto la finta. Diretti con il presupposto della finta. Ma non solo diretti, anche una serie di colpi. Ok? E box, inizio della prima ripresa.
Iscrivere la regola di presa. Nel frattempo che prendono fiato, vi leggo il secondo tema. Allora ragazzi, nello sviluppo di un'azione di attacco che costringe il partner a indietreggiare fino alle corde, dimostrazione da parte di quest'ultimo di evitare l'attacco mediante le uscite laterali dalle corde e rapidi contrattacchi composti da massimo 3 colpi. Massimo. Ed è inizio della seconda ripresa, tema numero 2. Vai. Nel frattempo chiedo di prepararsi a Mattia e Riccardo. Riona, Mattia e Giuliano Riccardo. Ed è finita la seconda ripresa. Vi leggo il tema, ultimo tema, numero 3. Aspettiamo il maestro che dà le indicazioni. Ok, ci siamo. Evidenziare durante lo svolgimento di reciproche azioni d'attacco di difesa combinazione di colpi di cui siano evidenti quelli circolari, i ganci, con le relative modalità di controllo dei stessi. Ed è finita la terza e ultima ripresa. Bravissime ragazze, giù tappeti bianchi. Ed è l'ultima coppia e poi passiamo alle premiazioni. Rioda, Mattia, Agustin, Riccardo.
Intanto visto che è l'ultima ripresa, ragazzi, vedete infine iniziamo a dare una merenda che avete una fame pazzesca. Adesso 6 minuti e mezzo da vita. Mettetevi in fila. Adriano, ti dai una mano. Questa è l'ultima ripresa, così intanto iniziamo a distribuire la merenda. Ebbene, abbiamo l'ultima ripresa, l'ultimo match. Va bene, lascia mangiare la... Siete stati furbissimi voi, È stata la fila. Bene ragazzi, abbiamo 3 round e 3 temi. Vi leggo il numero 1. Portate, sono qua. Allora, svolgere una serie di azioni in avanzamento composte da una serie di colpi diretti che abbiano come presupposto la finta. Una serie di colpi e diretti per fare la finta. Ragazzi, fate poche briciole, grazie. Ed è l'inizio della prima ripresa. Ed è fine della prima ripresa. Mentre prendete fiato, aspettiamo il maestro che dà alcune indicazioni. Vi leggo il secondo tema. Nello sviluppo di un'azione di attacco che colpisce il partner a indietreggiare fino alle corde, dimostrazione da parte di quest'ultimo di evitare l'attacco mediante uscite laterali dalle corde e rapidi contrattacchi composti da massimo 3 colpi. Massimo, ok? Nel frattempo finché voi fate le vostre azioni, quando andate sulla corda l'avversario deve uscire con massimo 3 colpi, ok? Ci siamo? Ce la fate? Ed inizia la seconda ripresa.
iniziare la terza e ultima ripresa, dobbiamo fare il tema numero 3. Ultimo tema e ultima ripresa della giornata per i nostri giovani campioni. Ragazzi, mi ascoltate? Ecco il numero 3. Evidenziare durante lo svolgimento di reciproche... Che siete? Mi ascoltate? Vuoi un po' di acqua? Sei a posto? Sì, andate piano. Si è semplificato un po' con i paramenti. Ok, evidenziare durante lo svolgimento di reciproche azioni ad attacco e difesa combinazioni di colpi in cui sia evidente quelli circolari, giganti, con relative modalità di controllo degli stessi. Siamo all'ultimo minuto. Ultimi 60 secondi per i nostri ragazzi ed inizio della terza e ultima ripresa. Giriamo bene i ganci. Bravo! Ed è finita la terza e l'ultima ripresa e finiamo così la terza e l'ultima giovanile. Ragazzi, appena scendete dal ring andate a prendere la vostra merenda, meritatissima. Adesso un attimino ripeto che finiamo i risultati degli ultimi match e andiamo con le premiazioni. Mi posso qua. Allora, comunicazione. Tutti i ragazzi, allievi e canguri. Allora, tutti coloro che vogliono fermarsi, allievi e canguri, per fare delle prove di sparo mio, vi spiego, lo sparo mio è il passo successivo, dovete metterlo già ad affrontare il ring, senza farsi male. Siccome questo è lo step successivo per i canguri e gli allievi, chi volesse fermarsi insieme al proprio maestro, dopo le premiazioni possiamo fare un po' di prove per chi è disponibile. Quindi parlate con i vostri maestri, con i genitori, chi vuole fermarsi per fare delle prove di fare mio, siamo qui a disposizione. Solo per le categorie canguri e allievi. Verdetto reale. Per chi è nella zona
o per chi vuole fermarsi. Oggi pomeriggio alle 4 abbiamo dei match di dilettanti, quindi abbiamo dei match veri e propri, ragazzi dai 13 anni in su, a uomini e donne. Chi volesse poi tornare alle 4 incominciamo un altro evento. Siete i benvenuti. Le premiazioni le facciamo lì, Fulvio? Dove c'è il tavolo? Dove c'è il tavolo facciamo lì? Mettiamo tutti lì, da questo così vedono i... Sì, dai, spostiamo il tavolo in quattro. Meglio di no, mi metto di là. Colombo non va e perché la uno di chi è di sorte? No, perché Colombo non lo farà e io mando tu puoi decidere così o mandi e ti mando o rinunci ti mando sono della società decidi o mandi non primo uno di questo o ti mandi il Colombo che non viene dai tanti o mandi il primo questo o se no rinunci anche lui. Ah, chi me l'ha mangiato? Ah. Ma sì, daglielo, porino. Ma dai, ci facciamo prendere una pizza. Li mettiamo in fila? Qui? Li raggruppiamo, adesso li chiamo. Allora ragazzi, vi chiedo di venire qui in fila, tutti qua in fila, divisi per categoria. I cuccioli, facciamo la fila qui. Qua i cuccioli. I cuccioli, voi siete grandiosi. Cuccioli. Cuccioli, Condolini, Carboni e Agnelli. Cuccioli. Dove sono i cuccioli? Qui, in questa fila, davanti a me. Qua, davanti a me. Manca un cucciolo? Teodoro? Tu hai condiviso la riunione. Faccio per la tua palestra perché vedono che tu lavori al mio. Vieni qua Riccardo, dietro, c'è un canguro. E le Maestro, è con me che parli? Che sei altro? Quello vincente. Noi maestro che ha fatto.
Non il maestro che ha battuto. Gli allievi andate un po' più indietro, potete finire dietro anche voi, dietro e dietro, in fila. È quello. Che gira? Sì. La premiazione dove la fanno? Ma dopo quando li premiamo li facciamo di qua, no? No, le premiazioni se le trovano in No, sala. vai tranquillo. Scusa, È lì la premiazione? Sì, ma fai girare e fai venire, segui con la camera, prendi il telefono, lo segui. No, no. Perché sono lì tutti i bambini, girano, guardano. Allora, intanto premiamo i primi, terzi e secondi classificati. Giusto? Ti do il vieni qua. Allora, categoria cuccioli, terza classificata Martina Giada. Secondo classificato Kroltoru Theodor. Ehi, su! Alza la mano! Oh! Alza la mano, Crotone! Alza la mano. Che serio? Primo classificato Chiaramonte Michele. Miki, Alza la medaglia. Grande! Evviva! Il primo classificato rappresenterà il Veneto alla Coppa Italia giovanile. E allora, poi Suciu Daniel. Bravo! Bravo! Bravo Daniel! E Brunello Ilaria. Brava! È terribile, cara. Sì. Categoria Tamburini, terza coppia classificata, Floris Vignil. Tangurini. Bravi ragazzi! Secondo i classificati, Zappalone Scappato. Bravi! Foto, bravi ragazzi! E primi classificati che rappresenteranno il Veneto, Laura Rodriguez.
Campionezzi! Girate. E infine Brave. Colin e Martina. Mettetelo. Bravi. Bravissimi. Foto qua. Qua Michele, guarda qua. Qua. Bravi, grazie. Categoria Cannoni, terzi classificati, Camilli Marchesini. Bravi. Sì, che sta. Bravi. Secondi classificati, Sanchez Martinelli. No. No. Scusa, controlla bene lì. Chi sono? Hai sbagliato lì? Scusate, come ho detto Mauro, ho interposto le righe. Sanchez Barotto, secondo. Sanchez, stanno lì. Oh, anche... Vani, vai via. Non ci sei tu. Non hai preso niente. Partito da solo. Foto, sì, in coppia. Gerico. Bravi. E primi classificati, Sanchez Martinelli. Ero spaventato. Ma sai che ieri è andato dell'altro insegnante? No, perché io ho detto, non ti puoi... È andato dell'altro, l'ho chiamato, mi alleni che domani... Dell'altro maestro ha detto... Bravi. Hai capito? Come io non ho voluto allenare, ha chiamato l'altro. Bani ha chiamato a ballerino ieri. Allora, poi abbiamo Chiaramonte Brisetti. Bravi. Qua giratevi che vi faccio la foto dopo. Sì ragazzi. Sì. Bravi. Poi abbiamo Tresoldi Tosini. Bravi. E infine, Bortolotto Boete. E ora infine la categoria degli allievi. Allora c'è da dire una cosa, squadra che vince non si cambia, tutti gli allievi fanno parte della box Oliviera del Brenta, quindi è comunque una grande vittoria. Allora, terzi classificati, Scappato Piranna.
Giorgio, serviva una Mettetemi medaglia. la maglietta quella sopra dopo, facciamo le foto. Secondo i classificati, Viola adesso Ma intanto dagli una di quelle dopo la ragazza. Primi classificati? No, no. Secondi? Ah, ok. primi classificati a Hussein Colombo. Doppia maglia. Foto? Grandi campioni. E infine Vianello Giuliano. Giuliano, dagli la medaglia a quella lì intanto all'altra ragazza. Alla Sara. Che è quella che è rimasta. Non avevi la medaglia, la Sara. Tieni la medaglia. Vieni, ce ne abbiamo una. Sì, sì.